Si è svolta nella Sala Zeus del Museo Griffo di Agrigento la cerimonia di consegna del premio UNIMRI Sicilia 2024. A organizzare l'evento l'Unione Nazionale degli Insigniti dell'Onorificenza al merito della Repubblica Italiana e la massima onorificenza civile rilasciata dal Capo dello Stato. A ricevere i premi sono stati Gianofrio Pagliarulo, imprenditore e direttore della Fattoria dei Templi, il capitano Anna Maria Putortì, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Agrigento, Don Mario Sorce, parroco e direttore della Pastorale Sociale del Lavoro dell'Arcidiocesi di Agrigento, Suor Caterina Provenzano, fondatrice di Casa Betania, Giovan Battista Tona, consigliere della Corte di Cassazione, Antonio Patti, magistrato della Procura di Caltanissetta, Ignazio Condello, ricercatore esperto in perfusione cardiovascolare, Giuseppe Porrello, brigadiere in congedo, Marilisa Ella Monica, giornalista, Pietro Pisciotta, cardiologo impegnato in missioni di solidarietà sanitaria all'estero, Franco Castaldo, giornalista e scrittore, e il generale Pasquano Spanò, comandante della Brigata Aosta. Un premio importante a dei personaggi importanti. Sì, abbiamo provato non a dare il solito premio, è un premio legato alla legalità ma soprattutto legato ai valori, a persone che sul territorio riescono a incidere, a lasciare una traccia, a dire qualcosa di diverso. Di premi ce ne sono tanti anche nella città di Agrigento, in tutta la Sicilia. Noi abbiamo voluto fare qualcosa di diverso che sia rappresentativo di quella Sicilia di cui possiamo essere orgogliosi. Non solo giornalisti ma anche tante altre figure. Sì, abbiamo voluto premiare magistrati, abbiamo premiato persone che in qualche modo nella quotidianità, medici, ricercatori, suore, sacerdoti che quotidianamente, addirittura abbiamo premiato una persona che assiste da 30 anni un disabile, perché è la testimonianza di amore vero. Ecco, abbiamo bisogno di amore in questo momento, abbiamo premiato un medico che va a salvare le vite umane in Etiopia, nei paesi poveri, mentre in questo momento stiamo ammazzando tanti bambini con delle guerre stupide. È un premio che continuerà. Noi speriamo di sì, sapete perfettamente che poi i progetti viaggiano sulle gambe degli uomini e delle donne.